Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Nel giorno in cui la Lombardia viene dichiarata zona rossa, arrivano numeri in linea con i giorni scorsi per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in regione. Calano di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva e di 13 quelli in altri reparti. I nuovi positivi sono 2.202 a fronte di 26.535 tamponi processati, quindi con un'incidenza dell'8,3% dopo il 9 registrato ieri. I decessi sono stati 68. Per quanto riguarda le singole province, nel Varesotto si contano 270 nuovi contagi contro i 518 di Milano, di cui 186 nel capoluogo e i 326 di Brescia. E all'andamento del Covid in regione sarà dedicato ampio spazio sul giornale di domani, disponibile sia in edicola sia sui supporti digitali. E sempre sul giornale di domani troverà un approfondimento anche l'iniziativa di protesta Io Apro, messa in campo oggi dai commercianti e ristoratori. E a questo proposito vediamo il servizio realizzato a Varese da Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Il ristorante Al Vicolino che oggi, anzi da oggi, ha deciso di riaprire la sua attività. Come sta andando? Allora, diciamo bene, la risposta dei clienti c'è stata. Oggi a pranzo qualcuno prenotato ce l'abbiamo, qualcuno chiaramente non si fida e continuerà con l'asporto. Questa sera abbiamo il ristorante tutto prenotato, chiaramente nel rispetto del distanziamento. I clienti si fidano di noi, sanno che sappiamo lavorare bene, che sappiamo lavorare in sicurezza e questo ce lo dimostra. Il fatto di avere tutti questi prenotati, di aver dovuto anche rimbalzare altra gente è una Voi avete adottato il vostro DPCM autonomo. Cosa cambia in sostanza da prima? Praticamente cambia che abbiamo deciso appunto di riaprire nonostante non sentito fatto a ragione da parlare a pranzo, ma anche giorno non sarebbe possibile lavorare la sera, abbiamo deciso di riaprire pranzo in cena, di fare il nostro servizio normale. I clienti manterranno tutti sulla di distanziamento, le regole anticontagio, come abbiamo sempre fatto, quindi sanificazione, mascherine, non deroghiamo assolutamente su questo, abbiamo sempre preteso il mantenimento di queste misure di sicurezza perché sappiamo che c'è il virus e assolutamente non possiamo permetterci di creare problematiche dal punto di vista sanitario. Passiamo ora alla cronaca. Nel primo pomeriggio di oggi a Magnago un camion si è ribaltato mentre stava percorrendo una rotonda in via delle Alberine. Vediamo il servizio realizzato da Walter Todaro di Publifoto. Vigili del fuoco e forze dell'ordine al lavoro per più di un'ora in via delle Alberine a Magnago, dove all'altezza di una rotonda questo pomeriggio, poco dopo le 14, un camion si è ribaltato. Il mezzo pesante è finito nel prato accanto alla strada, girato su una fiancata e ha disperso il suo carico di terra nell'erba. Forse l'incidente è stato provocato da un errore dell'autista, che potrebbe aver preso troppo velocemente la curva di immissione nella rotonda. Per ricostruire l'esatta dinamica è comunque intervenuta la polizia locale di Magnago. Il conducente, un uomo di 49 anni, non rischia la vita. È stato portato in ospedale Legnano per accertamenti, parrebbe a seguito di un trauma cranico. Per rimuovere il camion è stato necessario l'intervento di 2 gru, strada chiusa fino al termine delle operazioni. Restiamo sulla cronaca. Oggi a Terona torna l'allarme truffe agli anziani. Alcuni nonni hanno infatti ricevuto la telefonata di un fantomatico nipote che sosteneva di avere un disperato bisogno di denaro. In alcuni casi diceva di dover fare cure mediche molto costose, in altre circostanze invece di aver fatto un incidente e di dover risarcire subito il danno. L'obiettivo ovviamente era fissare un appuntamento a domicilio e passare a ritirare i contanti, oppure farseli trasferire tramite un bonifico. E tutti gli approfondimenti su questa vicenda e anche i consigli per evitare queste truffe sono già disponibili sul nostro sito. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata.